Ho parlato la scorsa volta, accennato anzi, all'assedio di Aquileia e alla distruzione, la prima distruzione di Aquileia da parte di Alarico nel 402 e poi nel 410. Il problema dei barbari è il problema principale dell'Aquileia, diciamo, post-augustea, ma lo era stato anche prima, perché assolutamente c'erano delle situazioni in cui da Aquileia bisognava intervenire per salvare i confini e per difendere appunto l'integrità dei confini. Aveva iniziato già poco tempo Caio Mario, quindi in tempi di Repubblica ancora romana, poi Cesare non fece delle battaglie, ma venne qui a svernare, per cui diciamo che l'attenzione verso chi non era romano e un'attenzione militare c'è sempre stata. Tant'è vero che già nel 176-177 avanti Cristo c'è una spedizione che parte da Aquileia contro gli Istri, che erano una popolazione che abitava l'attuale Istria, evidentemente, e che aveva dei costumi abbastanza feroci, per cui ci fu appunto questa spedizione che riuscì ecco, ad essere anche molto incisiva per per la conquista appunto dei confini dalla parte degli Stati. E poi ci furono diverse altre iniziative nei confronti anche poi dei Galli, dei Carnici, dei Taurisci, dei Giapidi, cioè tutta una serie di popolazioni che di volta in volta tentavano di passare le Alpi e di venire nella pianura padana. Ma chi sono questi barbari? Innanzitutto il termine barbaro non era quello che noi oggi riteniamo sia qualcosa di negativo di per sé. I greci chiamavano barbaro chi balbettava il greco. I greci avevano una diciamo, un forte credito alla lingua. La loro lingua era il segno della loro civiltà. Per cui dove non si parlava greco si era in una situazione di negatività, di inciviltà. E la lingua era il veicolo, la lingua greca era il veicolo della civiltà greca. Per cui chi non parlava male il greco, perché tra l'altro era una lingua abbastanza difficile per qualcuno che veniva dall'Asia o da altre regioni d'Europa, e quindi lo balbettavano, per cui barbari erano coloro che balbettavano il greco. E da lì si è cominciato poi a chiamare i barbari tutti popoli che non erano, che non facevano parte della comunità dei greci, quindi gli schiavi, quindi gli altri gialli, tutti quelli che in qualche modo erano al di fuori della comunità dei parlanti turchi. Per quanto riguarda invece i romani, viene assunto questo termine a chi sono barbari per i romani. Sono coloro che non hanno diciamo, accesso a quelle che sono le norme e i valori della società romana. Quindi sono tutti coloro che hanno un modo diverso di vivere. E quello che fa paura ai romani non è tanto il fatto che questi siano dei guerrieri o siano diciamo, delle tribù feroci dal punto di vista bellico, perché questo lo mettono in conto evidentemente, perché se sono dei conquistatori devono per forza avere questo slancio, diciamo, di conquista, quindi usare la violenza per conquistarsi una terra, per conquistarsi diciamo, uno spazio nella storia. E invece i romani hanno paura proprio che queste persone, che questi barbari, portino con sé dei costumi, dei modi di essere, di pensare,
che sono diversi dai loro, soprattutto dal punto di vista giuridico, soprattutto dal punto di vista della concezione della persona e del ruolo della persona nella società. Per cui quando queste diciamo invasioni barbariche, come vengono chiamate, incominciano a essere molto frequenti, i romani incominciano ad avere paura, soprattutto gli aquileiesi che si trovano proprio sul confine, si trovano a diretta portata di queste invasioni. Tant'è vero che già nel 167 d.C. abbiamo una grossa invasione di quelli che sono chiamati Quadi e Marcomanni. Chi sono questi popoli? Questi popoli che vengono ad assediare Aquileia, poi vengono cacciati da Marco Aurelio, questi Quadi e Marcomanni sono chiamati vagabondi dai romani. Perché vagabondi? Perché girano per tutta l'Europa centrale, non hanno pace quasi si direbbe, girano dappertutto a cercare una patria, a cercare una terra, a cercare dove collocarsi. Ma non solo, ci sono i barbari, chiamiamoli così, delle tribù barbare che solitamente noi distinguiamo in due gruppi. Il primo gruppo è quello, possiamo chiamare così, di ceppo germanico, i Goti, i Visigoti, gli Ostrogoti, di cui parleremo nelle prossime settimane, ma sono soprattutto divisi, oltre a questi, ci sono soprattutto quelli di etnia asiatica. Quindi vedremo degli Unni, vedremo degli Avari, vedremo di quelli che hanno questa origine lontana e che si spingono verso l'Europa. E quello che più fa rivoluzione la storia di Aquileia e di Roma poi è il fatto che i romani non vogliono più combattere, cioè le legioni romane dopo Augusto, dopo l'instaurazione dell'impero, sono formate soprattutto da popoli, da gruppi di mercenari che vengono dall'esterno, che vengono proprio da quei popoli barbarici. E questo fatto che cosa comporta? Comporta che ci sia una specie di ricatto nei confronti di Roma da parte di questi soldati. E che cosa fa Roma? Roma paga, Roma dà dei denari sempre in numero maggiore, sempre più cospicuo il compenso per arrivare appunto a tenerli buoni e a farli combattere per loro. E questo ci porta appunto ad un primo importante assedio che avviene di Aquileia nel 238 d.C. Che cosa riguarda questo assedio? Vi avevo già accennato a Massimino il Trace che durante l'assedio di Aquileia fece rimodernare tutte le strade del nostro Friuli, qui in giro, quindi le strade importanti per non fare annoiare i soldati li fece lavorare, diciamo, nei cantieri stradali. Ebbene, torniamo su questo Massimino il Trace proprio del 238 perché già nel suo nome, il Trace, noi scopriamo una radice che non è più romana, ma è barbarica. La Tracia è stata sì conquistata, sarebbe l'odierna oggi Bulgaria più o meno, da dove verrà poi anche Costantino, tra l'altro. Ma la Tracia era una regione considerata barbarica e Massimino è un barbaro di madre e barbaro di padre, perché alle volte si poteva trovare diciamo un misto, cioè o il padre o la madre che fossero barbari e viceversa un romano. Perché viene ad assediare Aquileia? Beh, innanzitutto perché
la insufficienza di paga che l'imperatore che lo precede, Severo Alessandro, aveva promesso ai soldati, aveva promesso di pagarli con una certa cifra, non vengono pagati, quindi questi che cosa fanno? Uccidono l'imperatore Severo Alessandro e nominano appunto il loro comandante, che è Massimino, Massimino detto appunto il Trace. Massimino il Trace che arriva ad Aquileia da Magonza, quindi da Mainz, oggi in Germania. Quindi dalla Germania discende giù all'assedio di Aquileia. Perché si assedia Aquileia? Perché è la porta dell'Italia. E l'assedio di Aquileia avviene appunto attraverso una stretta serie di iniziative belliche che in qualche modo vengono ad essere anche celebrate, perché Massimino non è uno sprovveduto, è anche dal punto di vista della, come si può dire, della tecnica bellica, è qualcuno che ha una sua conoscenza anche di come condurre un assedio. Però ad Aquileia ci sono dei difensori della città e in particolare c'è un cosiddetto consolare. Chi è il consolare? Il consolare è uno che aveva svolto già la funzione di console all'interno del Stato romano e poi veniva mandato ad amministrare in periferia. Ebbene, il consolare Crespino organizza questa difesa nei confronti di Massimino. E la organizza talmente bene che quando Massimino discende giù in Friuli, innanzitutto si trova già un ostacolo nel fiume Isonzo. Si trova un ostacolo nel fiume Isonzo, quindi veniva giù da Magonza, ha toccato poi Lubiana ed è disceso verso, diciamo, Aquileia per attraversare il fiume Isonzo. Ebbene, Crispino fa saltare il famoso ponte sull'Isonzo, che era un ponte in pietra costruito ancora all'epoca di Augusto, che serviva per passare appunto il fiume. E quindi che cosa deve fare Massimino? Deve passare l'Isonzo dentro delle grosse rotti, perché non c'è nessun ponte. Quindi già lì c'è una prima difficoltà. E poi, naturalmente, questa difficoltà viene anche creata da qualcuno che sembra combattere a favore degli aquileiesi. E qui c'è una storia raccontata da uno scrittore che si chiama Erodiano. Erodiano racconta che sugli spalti delle mura di Aquileia ci sia il dio Veleno, che era un dio dei Celti, quindi il dio del fuoco, il dio paragonabile ad Apollo, che combatte assieme agli aquileiesi. E combatte assieme agli aquileiesi vittoriosamente. E questa resistenza appunto degli aquileiesi che cosa provoca? Provoca la uccisione da parte degli stessi soldati stanchi dopo parecchi mesi di assedio, stanchi di questo assedio, l'uccisione appunto di Massimino e di suo figlio. E si tratta di una legione chiamata Partica. Vi avevo parlato già della legione siriaca, che era quella che era di stanza ad Aquileia e a Gerusalemme, che era la più temibile di queste legioni romane, formata da siriani. Per quello poi si spiega poi anche quello che succede ai nostri tempi, no? Diciamo che un certo tipo di fama rimane anche dopo 2000 anni. E invece la legione che assediava Aquileia con Massimino era la legione cosiddetta Partica. I Parti chi erano? Erano
una popolazione dell'Asia, una popolazione che oggi potremmo dire più o meno collocata dove c'è la Persia. E dunque anche questi erano parecchio feroci. Ma che cosa ci facevano ad Aquileia questi? Questi erano stati allontanati da Roma con la morte appunto di Alessandro Severo, perché a Roma c'erano i cosiddetti pretoriani. I pretoriani erano la guardia dell'imperatore e a Roma facevano il bello cattivo tempo. Sceglievano loro l'imperatore che si doveva eleggere ad un certo punto. E allora per moderare questa forza dei pretoriani, fu chiamata a Roma la legione partica. Ma la legione partica poi a un certo punto diede fastidio anche ai pretoriani e agli imperatori che non volevano averne a che fare. Quindi venne spostata in Germania, ai confini della Germania, e quindi seguì Massimino il Trace. Ma evidentemente, anche qui, nel caso che noi vediamo, questa legione non era stata ben pagata, quindi uccide Massimino e suo figlio e con le teste vengono mandate le teste a Roma, dove a Roma abbiamo invece due imperatori, tra l'altro, perché poi c'è tutta una confusione. Allora c'è un imperatore che si chiama Bibieno e che sta a Roma, e poi un altro che se ne sta dentro Aquileia, che si chiama Babino, e poi c'è un terzo che è anche lui un barbaro, che se ne sta fuori in Asia, che si chiama Gordiano III. Quindi abbiamo tre imperatori e Massimino, che era imperatore, viene ucciso. E quindi ad Aquileia che cosa si fa? Si fa grande festa quando Massimino viene ucciso. E il merito, appunto, essendo ancora nel periodo appunto in cui non c'era ancora così forte il cristianesimo, abbiamo appunto la festa aquileiese in onore del dio Beleno. Quindi questa prima storia di assedio è una storia molto interessante, perché poi viene ripresa da diversi autori, dalla storia augusta. Quindi Aquileia è protagonista della storia, è protagonista di un primo episodio. Ma ce ne sono altri che proseguono appunto la vicenda di re barbari e di assedianti di Aquileia. Ad esempio, noi ci troviamo in un momento di storia in cui ci sono non solo dei contrasti tra popoli, ci sono anche le guerre civili, e le guerre civili vengono alimentate anche proprio dal ricorso a questi popoli esterni, perché i soldati sono coloro che decidono chi debba vincere e chi debba perdere. E anche dopo che Costantino aveva rimesso, diciamo così, pace all'interno dell'impero romano e l'aveva riunificato, abbiamo tra i suoi eredi stessi delle guerre feroci. E in particolare ad Aquileia abbiamo lo scontro proprio a poca distanza fuori dalle mura di Aquileia fra Costante e Costanzo, due dei discendenti di Costantino. Siamo già appunto nell'epoca in cui ormai abbiamo passato anche diciamo il periodo di implementazione del cristianesimo in Aquileia. Quindi sono dei re cristiani, dei imperatori cristiani che si combattono fra di loro per il primato, che non è poi solo un primato, diciamo così, militare, politico, ma è anche un primato
un primato di religione, perché ciascuno di questi segue anche una sua linea religiosa. Uno è ariano, l'altro è invece ortodosso. Quindi ci sono continuamente di queste vicende che muovono la storia aquileiese, al di là di quello che noi possiamo pensare. Quindi Aquileia è una città che diventa in perpetua paura, in perpetuo assedio. Nel 361, per esempio, abbiamo anche lo scontro con il famoso imperatore che non era più cristiano, ma veniva chiamato Giuliano l'Apostata, il quale, inutile dirlo, assedia Aquileia perché Aquileia non aveva rinunciato a quella che era la sua identità cristiana. Quindi vediamo come c'è sempre, continuamente, per arrivare appunto a 410, quando effettivamente la distruzione esiste, c'è. E qual è la società appunto che i barbari si trovano di fronte? Innanzitutto si trovano una società che ormai non è più quella mercantile di un tempo, ma è una società militarizzata. Una società militarizzata significa che non ha più dei legami con la terra, non ha più dei legami con quello che era la tradizione anche aquileiese, perché sono tutti militari di origine barbarica. Quindi bisogna anche pensare che proprio in questo clima la crescita anche del cristianesimo diventa una crescita legata appunto all'esercito. E allora una visione cristiana, che è una visione che diventa quella della milizia, si chiama così. Cioè il soldato, l'esempio tipico San Martino, è il soldato che difende, chiamiamo così, la patria, la romanità, la civiltà, e difende anche la religione. E in questo clima nasce San Martino, nasce San Quirino, tutti i vari soldati, santi poi della Chiesa, perché hanno questa duplice funzione. La cristianità che si confonde con la romanità. E quindi difendere la romanità significa difendere per loro anche l'eredità cristiana e quella che è il contenuto appunto della fede cristiana. Quindi un senso diverso un pochettino da quello che troviamo in altre realtà del cristianesimo del IV e V secolo, cioè un cristianesimo militante, che ha le sue radici appunto in questo fatto di andare fuori, sui confini, a difendere Roma e a difendere quello che è il patrimonio della Roma classica. Quindi non più, diciamo, autorità civili, le possiamo chiamare, ma ci sono autorità invece di tipo militare. E difatti si passa, come abbiamo visto prima, da Crispino consulare, quindi un'attività civile, si passa invece ad una autorità chiamata curiale, dove la curia non è quello che noi pensiamo oggi, ma è invece un'organizzazione militare che serve per gestire appunto quelli che sono i confini, della grande fascia alpina che segna il confine più o meno con i popoli barbarici. Quindi in tutto questo viene ad essere meno incisiva quella che è la tradizione, diciamo, di collegamento con l'Oriente, perché evidentemente se la tradizione con l'Oriente era legata al fatto commerciale, era legata ai commerci garantiti dalla sicurezza, no, dell'impero romano,
Augusto aveva riportato la pace, aveva sconfitto anche i pirati. Adesso invece noi ci troviamo di fronte ad un clima sempre più insicuro. Un clima sempre più insicuro che porta anche ad una, diciamo, ad un ruolo che non è solo quello di essere riferimento tra l'Illirico e l'Italia di Aquileia, ma diventa una fortezza assediata e deve più volte rifare le mura e, tra l'altro, mentre prima Ausonio, per esempio, uno degli autori più conosciuti, che parla di Aquileia, la lodava per il porto e per quello che il porto rappresentava, gli autori invece del IV secolo la lodano per le mura, perché le mura sono segno di sicurezza. E dunque questo fatto porta a far sì che Aquileia diventi nel IV secolo non solo una realtà, diciamo così, in pericolo costante, ma anche senta appunto il passaggio da una concezione del mondo ad un'altra, alla decadenza di quello che è l'impero d'Occidente. L'impero d'Occidente che, secondo quello che è il giudizio di Sant'Agostino, di cui vi ho riferito la scorsa volta, di fronte a quello che è l'invasione dei Goti di Alarico, diventa la fine del mondo, cioè finisce un mondo, e questo mondo che finisce, era anche condizionato dal fatto che la capitale era stata portata a Milano e quindi, come vi ho detto la volta scorsa, Aquileia perde anche quella caratteristica di essere la capitale del nord Italia. Ma anche Milano, sotto la spinta dei barbari, deve rinunciare a questo ruolo di capitale perché viene portata la capitale a Ravenna. Ravenna significa una capitale che è in contatto con il mare e non con la terraferma, perché fra la terraferma e la città di Ravenna ci sono le paludi, quindi le paludi impediscono di entrare in Ravenna, quindi è difficile anche assediarla Ravenna, perché non si arriva appunto al suo interno. Quindi due volte perde prestigio Aquileia, primo perché aveva rinunciato, si era rinunciato a continuare a fare la capitale del nord a favore di Milano, e successivamente perché Ravenna diventa il riferimento per tutto il traffico con l'Oriente. L'impero d'Oriente si riconosce sempre più per Ravenna. Quindi Ravenna diventa la città dominante d'Italia, almeno l'Italia che è libera dai barbari, ed è soprattutto una città che si pone in collegamento con l'impero d'Oriente. L'impero d'Oriente che, dopo una sorta di inattività, che proprio era derivata prima dai contrasti fra gli eredi di Costantino, poi dagli sbagli anche ideologici fatti da Teodosio, successore di Costantino, alla fine poi l'Occidente diventa sempre più, per quanto riguarda quello che è il piccolo dominio di Ravenna, diventa sempre più dipendente dall'Oriente. E c'è una riscossa anche dell'impero d'Oriente che cerca di riconquistare quello che era ormai tutto perduto a favore appunto dei barbari, di questi Goti. Questi Goti da dove venivano? Che poi erano divisi in due
in due o tre fazioni, insomma, no? I Visigoti, quelli di Alarico, erano forse quelli più vicini all'impero romano, quelli più vicini sul confine, erano tutti originari, come lo saranno i Longobardi, come lo saranno altri popoli, erano tutti originari dalla Scandinavia. Scandinavia, adesso non mi ricordo quale autore, la chiamò la culla dei popoli, perché da lì sono venuti tutti questi popoli che poi si sono spostati verso la pianura padana, si sono spostati verso l'impero romano. Quindi, perché si spostano? Perché evidentemente la Scandinavia è fredda, lo è fredda oggi, allora lo era ancora più fredda. E quindi si spostano verso sud, non si spostano direttamente, ma fanno un largo giro. Poi, prima di tutto, devono sconfiggere quelle che sono ancora le popolazioni celtiche, che sono in maggioranza in quella che è l'attuale fascia Germania-Francia, quindi devono sconfiggere quelle e lentamente insediarsi e poi cercare di entrare all'interno della pianura padana. Ebbene, questi popoli sono dei popoli che solo in apparenza, come vi dicevo, sono del tutto barbari, sono del tutto distruttori. Hanno una loro visione, hanno una loro ricerca di una patria. Per esempio, quelli che noi chiamiamo vandali, che non sono passati di qua, per nostra fortuna, e si chiamano vandali perché quando noi diciamo vandalismo, distruttore, no? Qualcuno che è un vandalo, è un distruttore. In realtà i vandali, che noi appunto abbiamo dato questa etichetta in negativo, per esempio, non è che fossero così come noi pensiamo, erano feroci certamente, ma come dicevo, è nella logica dei popoli conquistatori essere feroci. Che cosa hanno fatto i vandali? I vandali semplicemente sono passati, anziché passare dalla pianura padana, come dico per nostra fortuna, sono passati dalla Francia attuale, sono discesi giù in Spagna e poi in Africa del Nord. Per cui oggi quella che viene chiamata Andalusia era in realtà Vandalusia, cioè il paese dei vandali. E se noi andiamo a vedere quello che hanno fatto di civiltà, i vandali, una volta trovata una patria, appunto, nella Spagna del Sud e in Africa settentrionale, vediamo che hanno una grande civiltà rispetto appunto a quello che possono essere i nostri pregiudizi o le nostre attese. Quindi questi popoli avevano con sé questo tipo di civiltà barbarica, che certamente non era quella dei romani, però era una civiltà consistente, una civiltà che dava a questi popoli una cultura, popoli che erano sostanzialmente anche molto mobili e quindi non si fermavano in un certo posto per sempre, ma si muovevano fino a quando non trovavano appunto una parte. E i Visigoti di Alarico, che passano per Aquileia nel 402 e poi nel 410, soprattutto rovinosamente, sono quelli che poi proseguono verso Roma e vanno a conquistare anche Roma. E poi scendono giù verso la Calabria e appunto c'è la famosa poesia di cui vi ho accennato, La tomba nel Busento, che aveva in qualche modo fatta nell'Ottocento, ma che aveva in qualche modo evocato questa morte di Alarico improvvisa in Calabria e la sua sepoltura nel letto del fiume Busento, con poi sempre le solite leggende sul famoso tesoro di Alarico sepolto con lui. Questa situazione, appunto, come vi dicevo, rende molto importante a questo punto, visto che passano i barbari, che passano i goti, le azioni
rinnovato l'impero d'Oriente. L'impero d'Oriente che trova altre dinastie e queste dinastie cercano di conquistare di nuovo l'Occidente. Quindi si mettono prima di tutto a conquistare quello che è il dominio marittimo. Perché? Perché i barbari non si spostano sulle isole o sulle coste, cercano appunto di passare velocemente per le pianure e quindi non sono interessati alla costa adriatica in particolare. Quindi da Bisanzio si incomincia a conquistare tutte le coste e tutte le isole. Da lì poi anche ci si concentra su Ravenna e Ravenna diventa il riferimento per l'Oriente. E questo che cosa comporta? Comporta che anche Aquileia, che si trova praticamente sulla costa, è sulla terraferma, ma praticamente si trova sulla costa, venga ad un certo punto conquistata dai bizantini, con alterne vicende, perché prima riconquista, poi la perde, poi vedremo come di nuovo verrà riconquistata. C'è, ecco, questo dialogo tra l'Aquileia, diciamo, romana, occidentale, e diciamo legata a quella che era l'idea tradizionale della romanità, con invece l'impero orientale che invece ha dato una impronta più, diciamo, più servile, meno libertaria, diciamo così, meno puntata sulla persona e sui diritti della persona che invece sul diritto del sovrano, la divinità del sovrano, che essendoci cristiani non sarà più divino, ma sarà per esempio nella funzione di pontefice massimo, il caso appunto di Costantino. Quindi l'Oriente che incomincia a farsi sentire dal punto di vista militare, che poi, come dicevo, perderà, vincerà a seconda dei momenti, ma si fa sentire anche dal punto di vista religioso. Perché mentre fino adesso, fino al 410 più o meno, la Chiesa di Aquileia aveva sviluppato una sua forma di religiosità che si era espressa appunto con il cosiddetto seminario aquileiese, con Fortunaziano che aveva portato il discorso sulla rusticità, cioè sul parlare chiaro e semplice, oppure su Valeriano che aveva indetto il concilio del 381 con la venuta di Milano, di Sant'Ambrogio di Milano. Poi c'è stato soprattutto Chromazio che ha interpretato i Vangeli secondo quello che era il verbo aquileiese, poi soprattutto, come vi dicevo, Geronimo che ha tradotto la Bibbia in latino con il latino e con i concetti di Aquileia, e poi per citare un altro grande della Chiesa in quel momento, Rufino di Aquileia. Fino a quel momento Aquileia quindi è legata alla tradizione sia alessandrina, quindi alle origini alessandrine, ma è una chiesa che sviluppa una sua identità. Ma cosa succede con l'influenza dell'Oriente? Con l'influenza dell'Oriente succede che le controversie che ci sono in Oriente, dove si sta speculando sulla natura di Cristo, si rovescino anche sull'Occidente. Per cui le controversie, per esempio, tra quelli che avevano come obiettivo solo di proclamare una sola natura di Cristo, abbiamo visto gli ariani l'altra volta, noi i seguaci di Ario, ma ce ne sono altri che hanno lo stesso obiettivo, che si chiamano monofisiti, cioè monos significa sola, physios significa natura, una sola natura,
Quindi a Costantinopoli regnano questi monofisiti che sono appunto un partito, diremmo, un partito politico, no? Perché, come vi dicevo, la religione diventa politica in Oriente. E c'è questo scontro, appunto, tra i monofisiti, quelli che dicono Cristo ha una sola natura, e quelli che invece dicono che Cristo ne ha due. E lì c'è lo scontro. A un certo punto, che cosa capita? Capita che dal dibattito esca una personalità molto forte, che è quella di Nestorio. Nestorio è un filosofo, evidentemente, che crea a Costantinopoli una fazione, oggi diremmo un capopartito quasi, no? Crea una fazione di quelli che pensano che Gesù Cristo abbia due nature, ve lo dico così un po' semplice, no? Allora, che cosa questo porta? Comporta che l'imperatore debba scegliere tra gli uni e tra gli altri, tra un partito o l'altro, tra i monofisiti o i nestoriani. E dovendo scegliere, che cosa fa? Vede qual è la forza sul campo, no? Anzi, sullo stadio, perché questa gente qui andava allo stadio a fare tifo, no? Quando c'erano i giochi, a Costantinopoli c'erano questi grandi stadi e i partiti religiosi, diciamo così, si comportavano come le tifoserie oggi negli stadi, cioè non tanto sul gioco, non erano tanto impegnati sul gioco quanto a farsi la guerra di tifoseria. E quindi vede qual era la tifoseria maggiore e in quel caso sceglie i monofisiti. Il successivo magari veniva e sceglieva quelli che avevano due nature. Quindi c'era questa inquietudine anche a Costantinopoli, per cui non fu costante l'attenzione per l'Occidente e soprattutto diventa molto precario il rapporto con una città come Aquileia, dove su certe cose si è pervicaci, nel senso che si è costruita una propria idea del cristianesimo e che quindi non ci si lascia mettere i piedi sulla testa, insomma, no? Ed è contrasto, ed è un contrasto che prima avviene all'interno, diciamo, dei concili, perché in Oriente che cosa si fa? Siccome in Occidente girano i barbari, in Oriente si comincia a fare dei concili, a Efeso, a Costantinopoli, a Calcedonia, e sono tutti concili dove vengono chiamati i vescovi dell'Occidente e li costringono anche a prendere delle posizioni a seconda di quello che l'imperatore di Costantinopoli decide o vuole fare. Questo crea un consistente malcontento. Diciamo, una parentesi in questa lotta religiosa avviene nel momento in cui all'interno della realtà occidentale irrompono dei nuovi barbari. Quali sono questi nuovi barbari? Sono sempre dei goti e sono chiamati ostrogoti. Oster vuol dire est, sono i goti dell'est. I goti dell'est che vengono guidati da un certo Teodorico. Teodorico che ha una sua storia particolare.
viene allevato a Costantinopoli come ostaggio. Quindi apprende la lingua greca, apprende il latino, quindi viene formato, pur essendo un ostaggio, viene formato secondo una mentalità romana ma sempre orientale. E Teodorico viene messo alla testa degli Ostrogoti, che era il suo popolo. Lui era ostaggio, quando muore il padre, viene messo alla testa di questo popolo e gli viene dato il permesso, diciamo così, da parte dell'imperatore d'Oriente di entrare nella pianura padana, di conquistare Aquileia, di conquistare tutta la pianura padana e di insediarsi come imperatore d'Occidente. Ma non lo chiama imperatore, gli dà il titolo di Flavius. Flavius i Flavi erano una famiglia di imperiale della Roma precedente e quindi gli dà questo titolo e Teodorico quindi si insedia a Ravenna, dove tuttora c'è il suo mausoleo, e quindi governa l'Italia. La governa con una certa anche saggezza, tant'è vero che per esempio si avvale della migliore classe politica italiana, pensiamo solo al filosofo Simmaco, per esempio. Quindi il regno di Teodorico è un regno che diventa, diciamo, un regno positivo, pur essendo un regno barbarico. E questo regno è importante, perché viene quando? Viene quando l'impero romano, anche in Occidente, incomincia a chiudersi. Perché? Per arrivare in Occidente, Teodorico deve sconfiggere un certo Odoacre, re degli Euli. E nel 476, come sappiamo, questo Odoacre aveva ucciso, prima l'imperatore d'Occidente nominale, che era un certo nepote, e poi aveva esiliato, probabilmente anche questo messo a morte, l'ultimo imperatore legittimo, che era un certo Romolo Augusto. Quindi cessa nel 476, cessa l'impero romano d'Occidente, finisce. Odoacre era re degli Euli, ma era anche il, diciamo, maestro di palazzo e anche era stato autorizzato da Costantinopoli a reggere l'impero, assume la carica di imperatore, ma Costantinopoli non si fida e quindi gli manda contro Teodorico, e Teodorico sconfigge Odoacre dove? Vicino ad Aquileia. E quindi vicino ad Aquileia avviene questa grande battaglia tra Odoacre, che si era assunto nell'impero d'Occidente, e Teodorico, che invece era stato a sua volta nominato imperatore d'Occidente, diciamo in un modo molto semplice. Quindi c'è questo enorme scontro tra due popoli barbarici, tra due realtà esterni al mondo romano, proprio alle porte di Aquileia. Quindi, con l'instaurarsi del regno di Teodorico, si instaura il primo regno barbarico, perché Odoacre, a dire la verità, non aveva fatto in tempo a stabilirsi come re, come sovrano della pianura padana, perché evidentemente Costantinopoli, dopo averlo incoraggiato a rovesciare Romolo Augusto, non l'aveva più sostenuto. Quindi Costantinopoli è quella che fa i giochi della politica anche in Occidente. Quindi prima da una parte, poi dall'altra, e tutto ciò anche con un incrocio con la religione, perché Teodorico
è, secondo quello che noi riusciamo a sapere, è legato a delle concezioni religiose che sono proprie dell'imperatore d'Oriente, quindi legate ai monofisiti, quindi legate anche a quella che era il residuo della religione ariana. Quindi cambia il quadro politico in cui Aquileia si inserisce, non più l'impero romano d'Occidente, non più diciamo città di questo impero che aveva un certo tipo di civiltà, che aveva un certo tipo di visione del mondo, delle cose, della politica, della storia, della società, ma improvvisamente entra in una visione che è quella di un regno romano barbarico, dove il diritto romano viene conservato, ma parallelamente si applica anche il diritto barbarico, che non è lo stesso. Il diritto romano ha dei capisaldi di civiltà, invece il diritto barbarico è invece un diritto che è ancora un diritto, diciamo, primitivo, per cui la vendetta, per cui la sproporzione anche tra colpa e pentimento, sì, e punizione. Quindi ci sono grosse differenze. Quindi si tratta di abituarsi a questo regime romano barbarico. Quindi la città si deve conformare a questo. Ma anche Teodorico a un certo punto, dopo aver reso una bella capitale Ravenna, viene a morire. Poi ci sono anche qui delle leggende, appunto, che il diavolo viene a prenderlo, viene a portarlo via, e quindi sì, ci sono detrattori e lodatori di Teodorico. In realtà governò bene, per dirla. Governò bene, seppe anche valorizzare quelli che erano i suoi collaboratori romani. Quindi un dialogo tra barbari e romani esisteva, un dialogo costruttivo che poi si era ben anche espresso, insomma, in quella che è oggi la Ravenna che conosciamo, delle bellezze di Ravenna. E la morte di Teodorico sconvolge di nuovo gli equilibri. Perché? Perché la figlia, Amalasuntha, non è in grado di essere un erede all'altezza. Quindi deve pensare al figlio e questo comporta che ci siano tutta una serie di omicidi, che invocano poi l'intervento di nuovo dell'imperatore di Costantinopoli. Però subito dopo, evidentemente, e in coincidenza con questo, passa un altro popolo che è ancora più temibile. Nel 452 passa il popolo degli Unni. Gli Unni, guidati da Attila, chiamato anche il flagello di Dio, arrivano dall'Oriente, ma non dall'Oriente vicino, arrivano dall'Oriente lontano. Sono una popolazione di origine orientale, non sono i Goti indoeuropei, ma sono di origine orientale e arrivano fino a qua perché? Perché arrivano fino in Europa? Perché in Estremo Oriente i pascoli che avevano loro si stanno seccando a causa di un innalzamento della temperatura del clima. E quindi vanno alla ricerca di nuovi pascoli, non vanno alla ricerca di chissà quale cosa. Quindi Attila si sposta verso occidente, dove ci sono dei pascoli. E prima si ferma in Ungheria, e poi dall'Ungheria, l'Ungheria di oggi, e poi dall'Ungheria si espande in tutta Europa. Ci sono diverse leggende su Attila, ci sono diverse
storie, e in particolare sull'assedio di Aquileia nel 452. Ma di questo parleremo appunto la prossima volta, perché è una pagina di storia che rappresenta una svolta nella storia di Aquileia, ma anche nella storia dell'Occidente, perché di fronte ad Attila ci sarà un altro eroe dell'Occidente che si chiamerà Ezio, un generale barbarico anche lui, che affronterà appunto Attila e lo sconfiggerà ai campi catalaunici. Quindi ci sarà questo conflitto, e poi anche Attila, secondo autorevoli studiosi, non era proprio quel flagello di Dio di cui si favoleggia ancora oggi. Quindi la prossima volta noi partiremo appunto dalle avventure di Attila attorno ad Aquileia e dalla distruzione di Aquileia da parte di Attila, che svolterà appunto la storia di questo angolo d'Italia. Bene, io qui mi fermo, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima volta, sempre mercoledì prossimo.